Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali. Attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, alle 18.05 di questo giovedì 5 ottobre 2023, andava in onda l'ennesima puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Che la forza sia con voi! Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata appunto del 5 di ottobre 2023. Cominciamo subito. Date il sangue in ospedale, serve sempre, lo sapete. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra
dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, cominciamo. Avete ascoltato il disco start di stasera, Aria di casa, Meco, Star Wars Disco Theme, il tema disco di Guerre Stellari. Meco in realtà si chiama Mico, che è l'abbreviazione in dialetto calabrese del suo vero nome, cioè Domenico Monardo da Polia, in provincia di Vibo Valentia. Ebbene sì, questo che è uno dei più grandi successi mondiali della disco music, che è la colonna sonora di un film che definire epico e fargli un regalo, veramente dire il minimo sindacale. Bene, ebbene sì, viene da Polia, in provincia di Vibo Valentia. Oh! Cominciamo subito la nostra trasmissione, giovedì puntata rotocalco di Zoom, e allora, come ogni giovedì, è il Giovedantedì. Parola alla nostra Titti Preta. Vai, Giulio Cesare. Buongiorno carissimi amici, carissime amiche, i miei follower di questo circolo social su Dante, la Divina Commedia. Nella mia pagina parallela, Il sigillo della Dea Pandina, mi occuperò di un reportage su luoghi meravigliosi della nostra cultura italica di Roma, sulle orme proprio del grande poeta inglese Byron, che amò tantissimo anche lui Dante e che da Dante fu indirizzato a conoscere la meravigliosa lingua che è l'italiano, una lingua aulica, una lingua dotta. Noi italiani siamo fortunati perché la nostra nazione, l'Italia, nasce all'insegna di una lingua letteraria. La nostra coinè linguistica è una coinè letteraria, e a suggerirla, a proporla, a stimolarla è stato lui, è stato Dante, con questa lingua meravigliosa che in questo canto di cui vi sto per parlare, che è il quinto canto dell'Inferno, della Divina Commedia, ha sicuramente delle punte di diamante, dei momenti veramente altissimi, delle acme, no? Dei momenti di acme, dei momenti di vertice, perché questo è uno dei canti anche più perlustrati e anche più illustrati nell'arte, più perlustrati, dicevo, più indagati, più letti, più amati della Divina Commedia, e ci sono versi fortissimi, momenti altamente drammatici, altri elusivi, con un gioco, diciamo, di rimandi e una tecnica impressionistica che plasma e modella questa lingua italiana nel miglior dei modi. Dante dimostra ancora una volta che ut pictura poiesis, come amo dire sempre, la pittura è come una poesia, e qui abbiamo veramente un'immagine pittorica di questa terribile situazione in cui si trovano le anime nel secondo cerchio. Siamo nel regno proprio del buio e veramente andiamo sempre più in giù e ci incuneiamo, come dire, nel peccato e in quell'assenza di luce che è la caratteristica dei dannati e della condizione eterna che essi vivono. Ci troviamo nella parte dell'inferno destinata ai lussuriosi. Come non citare tra questi lussuriosi, prima dei due famosissimi di cui andiamo ora quasi monograficamente a parlare, una teoria di lussuriosi famosissimi, peraltro nell'antichità, parimenti a loro che furono i più famosi peccatori del Medioevo. Io chiaramente sto parlando di Paolo e Francesca. Era già nelle corde, era già annunciato questo binomio di peccatori verso i quali proviamo anche noi quell'enorme pietà che prova Dante, ma insieme a loro voglio ricordare altri che non devono essere dimenticati solo perché sono, come dire, adombrati dalla grandezza di Paolo e Francesca. Ci sono Semiramide, questa regina orientale, famosa per la sua lussuria, ma anche Cleopatra che nell'antichità, basti pensare alle tragedie di Shakespeare, no? E anche alla filmografia su Cleopatra, ma andiamoci a leggere anche quello che c'è nella storia romana, quello che viene narrato anche dai grandi storici su Cleopatra. Ecco, Cleopatra, un'altra figura di donna lussuriosa, ma poi abbiamo anche Didone, voglio ricordare questa regina Fenicia di Cartagine, la grande nemica di Roma, e nell'epica di Virgilio, e questo è un omaggio chiaramente che Dante fa al suo maestro, nell'epica virgiliana, nell'Eneide, c'è l'amore proibito tra Didone ed Enea. Ecco, quello che furono Didone ed Enea nell'antichità classica, e Didone viene qui ricordata, nel Medioevo lo sono Paolo e Francesca. D'altro canto, su Paolo e Francesca abbiamo solo quello che Dante ci dice, la vicenda terribile di questa bellissima donna, di questa ragazza
ragazza peraltro che fu data sposa contro voglia a Gianciotto di Malatesta. Allora i matrimoni nel Medioevo vedevano la donna come un oggetto che passava dalla casa paterna alla casa del marito. Francesca, figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, quindi viene data in sposa a questo essere sciancato, a questo essere tra l'altro sempre poco propenso a capire la beltà della sua sposa, la profondità sentimentale di Francesca. Francesca ama tanto leggere, ama andare nella biblioteca e trova un'anima che si congiunge con lei, il cognato Paolo. Paolo è bellissimo, tra l'altro Francesca era già innamorata, prima ancora di sposare il fratello zoppo, era innamorata di Paolo, di questo bellissimo giovane, quindi si ritrovano in un momento in cui Gianciotto non c'è, impegnato come sempre nelle guerre. Questa donna si ritrova sola, si ritrova vicina al cognato e Galeotto fu il libro e chi lo lesse. Davanti a un libro che è il libro dei libri, il libro dell'amore, il romanzo della rosa, possiamo dire, Rosa e Passione, uno dei simboli del Medioevo, il libro in cui si parla di Lancillotto, in cui si parla dell'amore cortese e in questo canto viene anche ricordato Tristano che amò Isotta, e quindi questo è un grandissimo ciclo di romanzi che si chiamava La letteratura cortese. Leggendo questo libro nella biblioteca casalinga domestica, del castello, i due si ritrovano il loro amore, ritrovano la purezza di un amore però proibito, e l'amore li travolge. Io vi ricordo la potente anafora che c'è in questo canto, amor, 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 che andiamo a leggere tra poco. Questo è un canto bellissimo dove le figure retoriche dominano sovrane, c'è anche la presenza della similitudine. Io ricordo che il re, il sovrano delle similitudini, è Omero, che ha eletto la similitudine a figura massima dell'espressione dei poemi epici, appunto l'Iliade e l'Odissea. E sulla falsariga di Omero, che ripeto Dante non leggeva in lingua originale, ma attraverso le latinizzazioni e attraverso l'apporto che il suo maestro Virgilio ha dato, Dante riprende le similitudini e le rielabora. Ci sono le similitudini per esempio con le colombe. Paolo e Francesca arrivano come delle colombe perché volano. Le anime dei lussuriosi sono travolte da un vento imperioso che le mena di qua e di là. Questa è la legge del contrappasso, come esse, queste anime in vita, furono travolte dalla potenza dell'amore, così nell'aldilà, nell'inferno, sono travolte dalla bufera. Ecco, questa immagine delle colombe che planano verso Dante è una di quelle immagini più icastiche e più perlustrate, sia nelle varie letture dantesche di grandi maestri. Su tutti li voglio ricordare le letture di Sermonti, di Gassman, ma anche di Gustavo Modena, che amava travestirsi da Dante, ma non era solo un travestimento, era veramente un calarsi nella parte del grande poeta del nostro Sommovati. Poi in questo canto, altra figura importantissima che tutti, anche scolasticamente, chi più chi meno, non potranno ricordare, è Minosse. Minosse, il giudice infernale che avvinghia la sua coda tante volte quante volte le anime devono andare giù nelle bolge, nei cerchi e nelle bolge, di cui appunto è composto questo cono rovesciato, questo imbuto del terrore e del buio che è l'inferno. Tra l'altro questo buio infernale lo ritroviamo nelle stampe del Botticelli. Io ho parlato di Botticelli che ha raffigurato l'inferno, e nell'inferno botticelliano un posto di rilievo è dato a questo canto e alle anime dei lussuriosi, che sono i peccatori che non resistettero all'impeto della passione. E allora andiamo a leggere, così non ci dilunghiamo e non andiamo oltre il tempo canonico che ci siamo prefissate. E allora, quinto canto dell'inferno, e secondo cerchio, il peccato della lussuria, e secondo una scuola di pensiero, 8 aprile del 1300. Canto quinto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo ch'avvinghia. Dico che quando l'anima malnata li viene innanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa,
cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu, che vien al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio, guarda com'entri e di cui tu ti fide, non t'inganni l'ampiezza dell'intrare, e il duca mio a lui perché pur gride, non impedir lo suo fatal andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mela li spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi ch'a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo alla schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, faccenno in aere di sì lunga riga, così vidio venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga, per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito fe lecito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E le Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe il fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia, ch'io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Il cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che imena, ed ei verranno. Sì tosto, come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri nol niega. Quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiero veddido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Siede la terra, dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi presi del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte
Cain attende, chi a vita ci spense, queste parole da lor ci fuor porte. Quando intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando rispuosi cominciai: oh, lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conoscesti i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tuo tanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per puffiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo al punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietate io venni, men così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Con questa chiusura d'effetto, con questo verso breve, ma così allusivo, e dopo l'elusività di quello che la grande Francesca da Rimini, creatura tragica dell'inferno dantesco, dice: Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, io ho detto anche Galeotto fu il libro e chi lo lesse, ho voluto variare, mi piace fare delle variazioni nella mia mini presentazione, noi non abbiamo tanto tempo, noi non siamo come quel famoso conferenziere che in un aneddoto celeberrimo delle secolari letture dantesche annoiò il suo pubblico con 2 ore e un quarto di esegesi dantistica vera e propria di questo canto, e senza giungere nemmeno alla conclusione. Poi il presentatore dovette mostrare l'orologio. Noi vogliamo essere leggeri come lo sono le anime di questi dannati, di questi lussuriosi. Voglio ricordare un'altra che prima non ho elencato, ed è Elena, la grande regina, diciamo, che è greca. Io la chiamo una regina, Elena, la quale fu vinta dalla passione per Paride e fu la causa della guerra di Troia, almeno questa è la causa apparente, la causa mitologica. Anche Elena è una figura tragica, una figura che va recuperata. Ecco, la grande Francesca da Rimini, che con il suo pathos parla dell'amore per Paolo Malatesta e dell'uccisione che li ha coinvolti, perché il marito Gianciotto li scopre in flagranza di reato ed è un delitto d'onore del Medioevo. Ecco, le donne venivano uccise dagli uomini, quale grande apertura mentale a Dante a dedicare a questi fatti di sangue, dedicati appunto alle donne del Medioevo, le grandi dimenticate della storia, un intero canto. Questo è il canto di Francesca. Paolo tace infatti, e Francesca a parlare, ma quale apertura straordinaria, quale modernità ha il nostro Alighieri, il nostro Durante Alighieri detto Dante, nel far parlare una donna e far tacere l'uomo, ma in quel silenzio di Paolo è racchiuso tutto il pathos di questi 2 straordinari interpreti dell'amore secondo la formula dantesca, che è l'amore cortese, l'amore stilnovistico, l'amore che lui stesso nutrì per Beatrice. Allora, di questi particolari e di tanti altri, non ultimo, quello che dice Edoardo Sanguinetti su Francesca, che la paragona alla Madame Bovary del Medioevo, ecco, che dir di più.
di questi e di altri particolari che io so, che conosco, perché io studio continuamente Dante, lo leggo da quando avevo 12 anni. Non mi sento, ripeto, una dantista, ma una piccola, un'umile dantesca. E allora, nella condivisione gioiosa del sapere, democratica, come io l'ho sempre intesa la cultura, no, Deo favente sempre. E allora un bacione a tutti e alla prossima. Anida, ti prego, con Dante, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Ed è lui, il padrino del soul, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag, 1965, grandissimo pezzo con un tiro infinito, come negli anni 60 la Giulia T, che era turismo internazionale, ma la gente diceva tiro infinito, esattamente come questo pezzo di James Brown. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi.
le 18:34 e spicci qui da via Bellerio 41 in diretta. 346 642 7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp a commento di quello che abbiamo appena ascoltato. Bellissimo il canto quinto dell'inferno, poco da dire. Quando ascolti la storia di Paolo e Francesca, sì, certo, fedifraghi, Gianciotto aveva le corna, quello che volete, ma non è in fondo una celebrazione dell'amore? Ma non sono in fondo due che si amavano davvero? Io non so voi, ma li assolverei. Poi fate voi. Va bene, adesso è giovedì e come ogni giovedì torna Giovanni Sallusti e questa settimana si parte dal Verde per arrivare fino a Catania. Come? Venite in viaggio con noi. Giulio Cesare, che dici? Facciamo andare l'apparecchio? Sì, via! Allora, stasera Zoom con noi torna Giovanni Sallusti, notista politico e valente collega in quel di Libero. Io lo ringrazio come sempre per la sua cortesia e disponibilità. Allora Giovanni, io partirei per questo nostro excursus sulla settimana politica, partirei da questo dato di fatto, un pezzo che tu hai scritto stamattina sul Libero, un pezzo che io ho trovato molto interessante a proposito dell'eco talebanesimo, cioè tu alla fine fai questa riflessione: qui non si può più mettere in discussione il sacro dogma del Verde, perché tu prendevi lo spunto dal fatto che l'autobus precipitato a Mestre dopo un volo di 15 metri è un autobus a propulsione elettrica e tuttora la carcassa viene sorvegliata a vista perché c'è il rischio che le batterie sviluppino di nuovo un incendio. Matteo Salvini ha osato che questa cosa sia 100 miglia lontano da noi non ci permetteremmo mai. Comunque Matteo Salvini invece ha osato dire forse sarebbe il caso di fare una riflessione a proposito della sicurezza di queste batterie, visto che si spinge sempre di più su questo benedetto Verde, e lo hanno linciato. E tu dici non si può fare più nemmeno una riflessione su questo perché gli ecotalebani ti piombano addosso. E allora come siamo messi? Io dico molto male. Siamo messi malissimo. Anzitutto buonasera a tutti e come hai detto tu, ormai siamo di fronte a una forma contemporanea non di religione, perché la religione è una cosa molto seria, ma di superstizione. Cioè, ormai il talibanesimo è una forma di superstizione contemporanea, no? Alla moda, laica, no? Desacralizzata completamente, ma sempre superstizione è. Faccio una premessa: io sono partito ovviamente da un caso che definire tragico è poco, e avvertendo che nessuno può fare teoria o peggio propaganda su quei 21 cadaveri, ma al contrario, proprio come ultimo gesto di rispetto per quei 21 cadaveri, io credo che ci si possa fare domande, diciamo, a 360 gradi su quello che è successo, cioè senza tabù. E allora non Salvini, non io, non dei pericolosi beceri negazionisti, ma il capo dei vigili del fuoco della provincia di Venezia che ha guidato i soccorsi ha detto che sicuramente l'incendio generato dopo la caduta probabilmente dalle batterie elettriche ha rallentato tantissimo i soccorsi, complicato il loro lavoro e non lo sappiamo, ma magari anche fatto sì che siano morte più persone di quelle che comunque con la caduta sarebbero morte. Sono domande che noi poniamo anche per sviluppare una politica della sicurezza. Ma invece l'elettrico è ormai il sacro graal, no, delle truppe greche, e non si può toccare a prescindere, cioè è come il vitello d'oro, tu ti devi inginocchiare, non puoi fare domande, e Salvini ha avuto l'ardire di fare domande ed è stato, come dire, linciato in diretta dall'eco indignazione social. Esattamente, e questo purtroppo è qualcosa di veramente assurdo, anche perché dico il sacro dogma perché specialmente quest'oggi, insomma stamattina si discute molto dell'esortazione presinodale a firma di Papa Francesco, che è una presa di posizione completa di tutti quei temi dell'ecologismo che fanno molto sinistra radical chic, molto sinistra che vota PD e si riconosce in Elly Schlein, e questo non so quante anime votanti possa portare.
Non lo so neanch'io, ho il sospetto, diciamo, che iniziative come queste, prese diciamo da un papa gesuita, quindi niente affatto ingenuo da un punto di vista della comunicazione, sicuramente rendono la Chiesa simpatica, attrattiva, sdoganata in quel mainstream, diciamo, politicamente corretto di cui parlavamo prima, di cui il cretinismo è una delle facce, no? Sì. Se però guardiamo i contenuti, ora cerco di dirlo col massimo rispetto possibile, ma questa esortazione sembra scritta da Greta Thunberg, Sì. cioè addirittura dice che non si può mettere in discussione la genesi antropica del riscaldamento globale, cioè quasi come Papa Francesco fondasse un nuovo dogma, che è quello per cui è colpa dell'uomo il riscaldamento globale, e se vuoi paradossalmente nel suo progressismo mostrando un atteggiamento antiscientifico. Non è affatto vero che è un dogma, ci sono fior di scienziati, Franco Prodi, Antonino Zichichi, Carlo Rubbia, cioè come dirti, non esattamente dei conisti di Libero, no? Ma fior di scienziati che discutono questa cosa. Alcuni sono proprio convinti che non sia vera, non che non ci sia una fase di riscaldamento, ma che il colpevole sia l'uomo. Cioè è un tema dibattuto nella comunità scientifica, e Papa Francesco si dice invece paradossalmente che è un dogma, e fa effetto perché c'è il dogma, ma mi viene da dire è difficile trovare Dio in questa esortazione, come anche nella famosa enciclica ecologista di qualche anno fa. Cioè sembra che i temi dominanti della riflessione di questo Papa siano appunto i temi alla page, cioè sembra che la Chiesa insegua il mondo, quando mi permetto di dire, il suo predecessore Benedetto XVI diceva che il cristianesimo è veramente tale quando dà scandalo rispetto al mondo, no? Rispetto allo spirito del tempo, ai dogmi del tempo, se vuoi. Mi sembra che l'atteggiamento qui sia capovolto. Non solo l'atteggiamento è capovolto, ma soprattutto non converte anime, perché non è che inneggiare al cretinismo stia riempiendo le chiese o stia rendendo la Chiesa un soggetto ascoltato, anche perché il compito della Chiesa, in quanto autorità morale, non è certo quello di sindacare le parti per milione di CO2. Cioè io leggevo, veramente mi sono messo le mani nei capelli, quei 4 capelli che ho ancora, nel leggere che il Papa, cioè voglio dire il vicario di Cristo, prende e riporta i dati dell'osservatorio di Mauna Loa, che dice che nell'atmosfera ci sono 443 parti per milione di CO2. Ecco, questo forse non è un argomento che dovrebbe riguardare un uomo la cui attività dovrebbe essere quella di essere un'autorità morale, perché atei o credenti non importa, ma la Chiesa Cattolica è madre e maestra, ma se è madre e maestra lo è prima di tutto madre e maestra sotto un profilo morale. E perché io non vedo gli imam musulmani parlare di ambiente, non sento il Dalai Lama parlare di conservazione o di ecopeccati. L'unico che ne parla è lui, e sembra quasi che l'annuncio della lieta novella, le risposte alle domande ultime e così via siano state messe da parte. Per che cosa? Per fare il programma di Greta, e vorrei capire il senso, anche perché allora tu citavi Franco Prodi, io ho avuto in trasmissione un paio di giorni fa il professor Gianluca Limonti, che con lui ha scritto un dossier sottoposto a una peer review, nel quale sostanzialmente, guardando alle serie storiche, no, non ce n'è riscaldamento globale, eppure questo loro studio è stato censurato perché sono insorti tutti gli ecoambientalisti e così via. Allora il Papa non può, se è padre di tutti gli uomini soprattutto, mettersi a fare queste cose. Non è essere il Papa questo, è essere il capo di una ONG. Guarda, io vorrei fugare i tuoi diciamo timori, ma invece trovo che siano molto fondati. Tra l'altro aggiungo un elemento che fa vedere come, ahimè, siamo appunto nel terreno dell'ideologia, non della riflessione teologica. In questa esortazione il Papa dice anche che, diciamo, semplifico, gran parte della responsabilità della condizione negativa in cui ci ritroviamo rispetto al clima sta in capo al mondo occidentale. Certo. E fa addirittura un'analisi secondo cui le emissioni pro capite di un abitante degli Stati Uniti sono maggiori di quelle pro capite di un abitante della Quella è una delle parti più divertenti. A parte il fatto straniante che, come dici tu,
diciamo, non sono temi che ho mai ritrovato nella Summa Teologica di Tommaso d'Aquino, per esempio, insomma sono temi un po' strani messi in quel contesto, ma c'è questo, sembra che il Papa presti il fianco a quel, diciamo, senso di colpa, quell'antioccidentalismo, quella cosa che un grande filosofo conservatore britannico, Roger Scruton, chiamava oicofobia. Sembra una cosa complicata, ma letteralmente vuol dire paura della propria casa, di sé, della propria tradizione, vergogna quasi, no? Quindi, per cui tutte le negatività del mondo contemporaneo sono da addebitare all'Occidente sporco, corrotto, colonialista, inquinatore, insomma che il capo della Chiesa, come dici tu, sulla carta è una delle massime autorità morali del suddetto Occidente, con tutto il peso della sua tradizione, faccia da cassa di risonanza a questa vulgata anti-occidentale, al punto addirittura di rivalutare la Cina, che è il più grande totalitarismo sulla terra di marca comunista, e mi sembra ci sia una confusione valoriale spiazzante, onestamente. Beh, ma guarda, sulla Cina questo pontificato è stata una delusione fin dall'inizio, perché questo è stato un pontificato che, pur di cercare di ottenere qualche successo, risultato a livello internazionale, ha negoziato un accordo a ribasso nei confronti della libertà religiosa e segnatamente dei cattolici in Cina, che è qualcosa di vergognoso e lacrimevole. Non a caso uno degli avversari di questo tipo di accordo, che poi tra l'altro è uno dei firmatari dei dubbi presentati a questo sinodo e che è stato accantonato, silenziato e messo da parte, è il Zheng Zeqiu, che è stato l'arcivescovo di Hong Kong, guarda caso. Posso dirti, con la scena tristissima di questo uomo anziano, autorevolissimo, questo teologo, questo uomo che soffre da decenni la persecuzione di un regime comunista sulla pelle sua e dei suoi fedeli, che è andato in Vaticano e non è stato ricevuto dal Papa. Ecco. Simbolicamente questa scena dice tutto. Anche troppo, dice, questo è il problema. E il dramma è che appunto questo odio continuo nei confronti dell'Occidente, per questo Papa dovremmo essere tutti figli di qualche autarchia o dittatura e professare possibilmente idee di sinistra o votare PD in Italia. Se uno dice ragazzi c'è da fare il controllo dell'immigrazione perché c'è un'emergenza, arriva lui a Marsiglia, non c'è sta l'emergenza, non c'è sta l'invasione, va bene, e visto che non ci sta, pigliateli tu. Cioè, poi la reazione da bar è questa. Certo, viene sdoganato questo tipo di reazione semplicistico, generoso, ma che ha una sua ragione d'essere di fronte a quello che sembra un estremismo di segno opposto. D'altronde, sempre per stare al suo predecessore, io mi scuserai, ma sono particolarmente affezionato a Benedetto XVI perché No, non ti scusare che stai andando benissimo, accomodati pure, vai avanti. Diciamo, ma direi anche a Joseph Ratzinger, perché ho fatto questa distinzione? Perché anche se uno non è credente, deve riconoscere che Joseph Ratzinger è stato uno degli ultimi grandi pensatori della tradizione occidentale. Io voglia. Allora, Joseph Ratzinger diceva che esiste anzitutto un diritto primigenio a rimanere a casa propria, cioè il diritto a non emigrare. Sì, che peraltro è scritto nel catechismo scritto da Joseph Ratzinger. Esatto. Quindi mica ce lo stiamo inventando al bar. Esatto, c'è un nuovo catechismo, risultato di un frullato tra Greta Thunberg e Carola Rackete, però nessuno ce l'ha detto, oppure certe contraddizioni banalmente da cronista, sono lì da vedersi, sono lì da vedersi. Beh, guarda, qui ormai io l'ho detto stamattina in diretta, siamo al casinodo dei vescovi. Questo è il casinodo dei vescovi, non è il sinodo dei vescovi. Cioè, parleranno di tutto e questo è un tentativo di bypassare l'idea di scelte condivise che è alla base dei concili per imporre la linea bergogliana a piccoli passi, piccole forzature, questo modo ambiguo di parlare, chi sono io per giudicare, e poi gli ecopeccati, e poi le periferie, e poi questo, e poi quello, e piano piano tu fai la forzatura, ma il gregge non è che ti viene appresso. E questo alimenta e crea degli scismi. Guarda quello che sta succedendo in America, guarda quello che sta succedendo in Germania. Il dissenso piano piano fomenta.
Non c'è dubbio, ma come dire, ci sono dei dati di cronaca che testimoniano come non ci sia affatto un ritorno nelle chiese, un ritorno alle messe, un ritorno alla frequentazione della liturgia o del catechismo. C'è un protagonismo della Chiesa guidata da Papa Francesco sul versante ideologico, che però appunto è tutto un altro discorso, ti fa avere le aperture su Repubblica, all'epoca anche le interviste più o meno inventate di Scalfari, ma Transiat, ma non ti fa avere più fedeli nelle chiese. È una scelta probabilmente, no? Esattamente. L'idea era giusta, il padre Nemia Ghosh, il problema è che si è fatto trascinare. Senti, ma parlando di immigrazione, questa settimana le cose, diciamo così, che Giorgia Meloni sta cercando di mettere in chiaro le cose, specialmente con gli amici di Berlino. Anche qui torniamo a parlare di Chiesa, perché Berlino, non contenta di finanziare le proprie ONG, ha ben pensato di finanziare pure la comunità di Sant'Egidio, il cui fondatore, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando, Andrea Riccardi, era salito in politica con Monti, in quel dimenticabile governo, come ministro della solidarietà, tant'è vero che per un periodo si parlò di resurrezione di un eventuale partito cattolico e così via. Ecco, la Germania non paga di farci lo sfregio con le sue ONG, paga un movimento della Chiesa Cattolica in Italia per aiutarli a casa nostra, però, non a casa loro. La Germania quando è che smetterà di fare questi giochini ipocriti? Quando avrà di fronte degli attori, diciamo, che metteranno sul tavolo un peso analogo a quello che la Germania ha avuto finora in Europa e non si mostreranno proni. Devo dire che Giorgia Meloni non si sta mostrando prona, e anche per questo ci sono delle tensioni, perché a Berlino erano abituati che Roma era diventata più o meno una dépendance. Questa associazione crea anche, no, dei rimandi passati inquietanti. Molto. Esatto. Ma c'è un'abitudine proprio dei governanti tedeschi a pensare l'Unione Europea come una grande Germania. Se vuoi, quella grande Germania che non è stata fatta nel Novecento con altre modalità, dal loro punto di vista era il vero approdo dell'Unione Europea. Angela Merkel lo disse in un'intervista, disse che l'Unione Europea era l'assicurazione sulla vita della Germania come potenza. Quindi non sto facendo il complottista, è una dottrina della politica tedesca. Se vuole, è una dottrina legittima dal loro punto di vista, il problema è che è antitetica rispetto all'interesse nazionale italiano e quindi andrebbe contrastata. E qui abbiamo i giornaloni che sembrano tante gazzette del governo di Berlino solo in chiave antimeloniana. Per cui tutto viene giocato nella politica interna, c'è anche un provincialismo, no, della nostra supposta grande informazione. Perché è evidente che le politiche, se poi guardiamo il tema immigrazione in particolare, sono contro l'interesse italiano. Certo. Mi permetto di dire che l'episodio, o gli episodi meglio, di finanziamenti a ONG che trasportano disperati poi sulle coste italiane, quello è addirittura un caso diplomatico, cioè è un incidente, si è inserito un problema diplomatico che credo in queste ore la Meloni stia affrontando con Scholz. Esattamente, anche perché se vogliono trasportare battono la bandiera tedesca, dunque territorio tedesco, portateveli ad Amburgo. Hamburgo è porto tedesco, non Lampedusa. Diciamo che sono cose elementari, o sono coste europee, ma allora c'è una politica, diciamo, unica europea e una condivisione anche equilibrata dello sforzo recettivo, o c'è una politica nazionale, allora li porti ad Amburgo, no? No, però delle due l'una. Sì, sarebbe ora che si decidessero. Senti Giovanni, in tutto questo si comincia a parlare di finanziaria, NADEF e dintorni. Quest'anno ho l'impressione che non ci sarà l'assalto alla diligenza perché rischia di passare vuota. Tu che ne pensi? Sì, devo dire che i chiari di luna sono abbastanza evidenti, tra l'altro sembra che quantomeno Fratelli d'Italia avrebbe la consegna di non fare emendamenti alla finanziaria. Tu sai che l'emendamento è proprio lo strumento per l'assalto alla diligenza, no? Sì. Cioè si fanno le grandi petizioni di principio, poi in Parlamento ognuno porta le sue marchette, detto malissimo. Ecco, a questo giro permette non c'è neanche la possibilità fisica di portarle, perché c'è, devo dire, diciamo, facciamo i cronisti prima di dare un giudizio positivo o negativo, c'è un atteggiamento di attenzione, rigore e serietà sui conti da parte di questo governo. Già questo smentisce tutta la narrazione che era stata fatta per cui la destra al potere implicava lo sfascio dei conti pubblici. No, da questo punto di vista c'è, se vuoi, una prosecuzione dell'atteggiamento draghiano.
diciamo di Draghi più che di tutta la sua maggioranza, perché in quella maggioranza c'erano anche quei del reddito di cittadinanza, Sì. Parlo di impostazione draghiana, quella cosa c'è. Tra l'altro quella cosa dal mio punto di vista non è negativa, è condizione necessaria ma non sufficiente. Cioè, è evidente che un paese che ha il nostro debito pubblico deve avere questo, diciamo, mood draghiano, non sede di compilazione di una legge di bilancio. Ma tra il mood draghiano e il rigore per il rigore acefalo che quindi diventa antisviluppista, ce ne passa, tant'è che lo stesso Draghi recentemente ha diciamo, definito anacronistici, no? Certi vincoli stretti europei. Ecco, io credo e spero che il governo si muoverà in questa zona di rigore lucido, di rigore non dogmatico, di rigore, io spero, liberale su alcune cose, soprattutto penso alla politica fiscale. Io credo che la scommessa della Meloni sia questa, e se sarà questa sarà il massimo possibile nelle condizioni date. Certo, è quello che penso anch'io. Tra l'altro ricordiamo che è molto facile prendersela con un governo che arriva dopo che gli altri hanno fatto spese a base di bonus 110% che te li raccomando. Ma certo, questa è la grande ipocrisia, perché negli ultimi 12 anni, io credo che 11 anni il PD sia stato al governo. Allora, che il PD ora dia lezioni di politica economica appartiene alla categoria del surrealismo, cioè siamo come Magritte con la pipa, cioè siamo veramente al surrealismo politico assoluto. Beh, ma infatti dovrebbero scrivergli sotto "se sì ne pare un partit". Questo sarebbe il migliore editoriale politico dell'ultimo anno, sicuramente. Beh, considerando anche le scelte dell'attuale segretario, direi di sì. Senti, un'ultima cosa, Giovanni, ieri effettivamente mi ha fatto molto effetto leggere il titolo di Libero: Salvini vaffanculo, vaff puntini puntini, perché lì per lì uno dice oddio, a Mario Secchi gli ha dato di volta il cervello. In realtà c'è una spiegazione, perché quel Salvini vaffanculo è un'espressione del marito della giudice che ha mandato che diciamo così ha rifiutato l'asilo per quei tre o meglio che ha accettato l'asilo per quei 3 tunisini che con varie motivazioni avevano fatto ricorso contro l'espulsione, e questo francamente mi lascia molto da pensare. Beh, diciamo che alla mitologia di certa magistratura asettica, neutra, che fa solo valutazioni tecniche, non crede più nessuno. Cioè, io non penso che neanche Travaglio creda davvero a questa mitologia, perché è smentita quotidianamente. Gli ultimi episodi sono addirittura pecorecci, no? Perché tra la magistrata, che in passato sui social era tutt'altro che neutra politicamente, diciamo, esprimeva simpatie per Rifondazione Comunista o per Potere al Popolo, cioè non esattamente per la sinistra riformista, era lievemente sbilanciata, diciamo, e il marito, che addirittura arrivava a vette lessicali del genere, tendiamo a dubitare che abbia valutato in modo sereno questa magistrata. Diciamo che la libertà di essere scettici sul fatto che abbia valutato in modo sereno ce la teniamo, cioè almeno questo ce la lasciano. Più in generale, questa magistrata ovviamente è un paradigma esplicito, ma di un sistema, per usare il titolo anche del libro di Palamara su questo tema, di un sistema che chiaramente agisce con logiche politiche. Ma addirittura lo teorizza. All'ultimo convegno della corrente più di sinistra della magistratura, pochi giorni fa, c'erano Elly Schlein e Giuseppe Conte, c'erano gli ospiti d'onore, no? Come se fossero i loro referenti. Questa cosa in un paese di cultura, diciamo, anglosassone, di cultura veramente liberale, sarebbe uno scandalo, cioè sarebbe impossibile, si dovrebbero smettere il giorno dopo. Qui c'è tutta anche l'arretratezza culturale italiana sul tema, diciamo, della banale, sana, elementare separazione dei poteri. Beh, in un paese di cultura anglosassone nessuno sa per chi vota il re e nessuno sa per chi votano i giudici. Esatto. Che non vanno a mettere like sui vaffanculo o sugli osanna nei confronti di chi che sia. Ma capisco che in questo paese ognuno è libero di fare quello che vuole, per cui ci mancherebbe pure. Però io penso a tutti quei magistrati che lavorano ogni giorno senza fare queste cose, e quelli lì poi ci vanno di mezzo insieme a tutti gli altri, perché poi tutti in mezzo al mazzo, no?
Ma non c'è dubbio, sono i primi danneggiati. Infatti io ho usato l'espressione certa magistratura perché purtroppo è, diciamo, una minoranza chiassosa rispetto alla maggioranza silenziosa dei magistrati che, come dici tu, lavorano tra l'altro magari su casi che non danno ribalta mediatica, no? Ma che intercettano la vita concreta delle persone. Invece gli appartenenti a questa minoranza ovviamente gestiscono, guarda caso, sempre casi come dirti, politicamente esposti, mediaticamente rilevanti, perché poi c'è una componente narcisistica in alcuni giudici del passato. Ora, Di Pietro è proprio il caso patologico, ma non è l'unico, no? C'è anche questa componente. Sono tutte dinamiche, diciamo, su cui il barone de Montesquieu avrebbe avuto da ridire, via, mettiamola così. Sicuramente. Senti Giovanni, proviamo a tirare le somme. Verso dove sta andando sto paese? Ce la farà questo governo in qualche modo a riportare un minimo di, non ordine, non parliamo di ordine, un minimo di senso del dovere? Ecco, usiamo questa espressione di Aldo Moro. Lui disse: questo paese non si salverà e la stagione dei diritti e delle libertà sarà stata vana se non rinascerà una nuova stagione del senso del dovere. Secondo te ce la farà sto governo? Sicuramente è impegnato in questa partita, e già questa è una notizia giornalisticamente, perché nessun governo recente aveva messo il discorso su questo piano. C'è un elemento confortante, ma in negativo. Mi spiego, cioè è l'assenza di qualunque ipotesi alternativa credibile, che dà respiro all'azione del governo, no? Nel senso, non è sanissimo per la democrazia dell'alternanza, ma in questo momento non c'è un'alternativa credibile, questo dà spazio. Però ovviamente il governo non si può accontentare di questo, perché appunto è un vantaggio in negativo, no? non è un vantaggio costruttivo. La grande partita del governo è costruttiva e lì devi andare per priorità. A mio avviso, se il governo azzecca le politiche in tema di immigrazione, in tema fiscale, darà l'idea che c'è una seria svolta di un centrodestra liberal conservatore in questo paese. Diciamo che al momento io più con l'ottimismo della volontà, ma al momento metterei la fiche sul fatto che ce la possa fare. Ed è una scommessa che, diciamo che pure io ci metto la mia fiche sopra, dai. Grazie Giovanni. Grazie a voi e a presto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le 19, 2 minuti, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Adesso, come ogni giovedì, è il momento di Epos della nostra Gabriella Ronza. Vai, condottiero, vai!
Oh, rieccoci qua, ringraziamo anche la nostra Gabriella Ronza, ma adesso è il momento di aprire le porte dell'ufficio cambi, signore e signori, l'ufficio cambi che ci aspetta con il suo puntualissimo titolare, l'immensissimo Carlo Cambi, che tutto il mondo ci invidia. E allora, vediamo un po' di avere Carlo con la sua brava sigla in modo tale da poter cominciare. Nel frattempo, sigla. Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Ed eccolo qui il nostro gran maestro per eccellenza, Carlo Cambi. Ciao Carlo. C'è stato un misunderstanding, io me l'ho segnato un'ora, invece era un'altra ora. Ma chi se ne frega, viva la No, vita. io ti chiedo scusa a prescindere, perché voglio dire, tu sei Carlo, mica sei la mia servitù, Vabbè, che cacchio. Poi quando sarai la mia servitù ti tratterò come tale, io la tratto malissimo, però nel frattempo, che cavolo, massimo rispetto. Essendo un nobiluomo delle Calabrie, non hai pietà per il sottoposto. Grandissimo, dici tutto Carlo. Io dovevo parlare di economia, ma francamente di fronte ad alcune cose non ce la faccio. E sentiamo un po' che cosa ti spinge a non farcela. Io una mezza idea ce l'ho. Ma io sono molto apostolico. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Erano sulle galee Medice all'Epas, quindi più apostolico di me non c'è nessuno. Hai letto per caso un certo documento papale? No, ce l'ho con due cose. Una ce l'ho col Papa, Papa è meraviglioso. Cioè, te pensa che quel povero disgraziato che si è fatto uomo, sì, per insegnare all'umanità una religione, e quindi che è possiamo definirlo un messaggio etico, che è la risposta a due interrogativi più importanti della vita dell'uomo, cioè chi sono e che ci sto a fare. Insomma, ci ha messo un po', ha fatto qualche miracolo, è andato in croce, ha sfidato il potere dell'epoca, ha cambiato la mentalità degli ebrei, ha rispettato gli ebrei. E questo che fa? Inventa una nuova religione. Certo. Il cui dogma è: credi in Greta, non avrai altro Dio al di fuori di Greta. Ecco, infatti cominciamo da te, con quel soffitto in legno. Vedi quanti alberi hai ucciso? Pensa un po'. Non ti pare di farmi un torto? Anzi, di farlo a sua santità. Questo via a occhio così si sta da circa 500-600 anni. Che gente orrenda. Le colpe dei nonni ricadono sui nipoti. Beh, ovviamente. No? Ovviamente. E sono rimasto basito, ma sai perché? Non perché il Papa non possa fare, per l'amor di Dio, un appello, ma perché mentre lui stava facendo questo appello, sai dove ero io? Dov'eri? Ero all'abbazia di Fonte Avellana, che è un'abbazia camaldolese che sta alle pendici del Catria, Gola del Furlo, uno dei passaggi storici dell'Appennino, perché è uno dei passi più bassi, ancorché un canyon. Pensate che Diocleziano ha scavato la galleria, ci ha messo 4 anni, noi per fare le varianti dell'autostrada ci mettiamo 40 anni, ma vabbè, questo fa parte del vissuto. E il priore dell'abbazia, sono 8 monaci benedettini, ritornati peraltro alla versione primigenia del cenobitismo, perché soltanto 2 sono sacerdoti, gli altri 6 sono monaci e basta, non consacrati, se non consacrati alla regola di San Benedetto.
che mi dice: sai che cosa stiamo facendo? Stiamo per andare all'ONU, perché l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità il rapporto che San Benedetto aveva col naturale. E quindi noi, essendo benedettini camaldolesi, che come sapete è una regola molto attenta al naturale, siamo stati chiamati a rappresentare l'idea di San Benedetto in tutta la sua valenza. Ora, San Benedetto non dice che la natura è più importante dell'uomo, no. San Benedetto dice un'altra cosa: con l'ora et labora, che peraltro non c'è dentro la regola, ma insomma è una semplificazione del pensiero di Benedetto e dei benedettini successivamente, pone l'uomo come attento fittavolo del creato, cioè sono esattamente le stesse parole che voi leggete nella Genesi, quando Dio dice all'uomo: ti ho messo a disposizione il creato, nutriti di tutto ciò che si muove sulla terra. E da questa intuizione biblica San Benedetto fa nascere la regola, che come sapete è stato l'innesco del cenobitismo, l'innesco della comunità, ha ripristinato in tutta Europa l'idea che si poteva stare insieme per lavorare insieme e per pregare Dio attraverso le opere. Sentite bene, pregare Dio attraverso le opere, no? Certo. Arriva questo che ha portato la Pachamama, ricordatevelo, Sì. la dea Pangea delle popolazioni amazzoniche sugli onori dell'altare, e ci dice che il tempo è scaduto, che dobbiamo fare qualcosa per il mondo, perché noi siamo colpevoli della distruzione del mondo. Soprattutto noi occidentali, vorrei ricordartelo. Ovviamente. Ora, il fatto che Lula abbia disboscato l'80% dell'Amazzonia per far posto alla soia e obbedire ai diktat della Cina, evidentemente al nostro Santo Padre non risulta. No. Non risulta neanche che i cinesi stiano desertificando ulteriormente l'Africa. Non risulta, per esempio, che tutte le ONG che a lui piacciono tanto abbiano riempito l'Africa di pesticidi. Forse non gli risulta. Forse non gli risulta neanche una cosa meravigliosa che ha scritto Divulga, e qui torna a fare il giornalista economico. Divulga è un think tank molto importante dal punto di vista dell'economia agricola, che ha fatto, in occasione della giornata mondiale dello spreco alimentare, di cui nessuno si è occupato peraltro, un bellissimo lavoro. E sapete chi è che spreca più cibo al mondo? Chi? Gli africani. Ops. Sai perché? Perché? Che perdono circa il 50% delle loro coltivazioni all'origine. Tanto per gradire. Ma non perché ma semplicemente perché nessuno è andato là a spiegargli come fare a non buttare via la fatica che fanno. Tra l'altro c'è uno studio meraviglioso che dice che l'Africa è piena d'acqua, cioè galleggia sull'acqua l'Africa. E quando senti parlare della siccità, il Sahel, eccetera, 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 sapete perché? Perché nessuno è andato là a insegnargli a fare i pozzi. O meglio, nessuno va là a spendere soldi per fare i pozzi agli africani. Tant'è vero che i cinesi, che invece fanno i pozzi per coltivare in Africa la roba che serve a loro, non hanno mai problemi di siccità in Africa. Lo sapete in Europa chi è che butta via più cibo in una proporzione di 3 volte tanto quello che spreca l'Italia, per esempio? Sai chi sono? No, chi sono? I tedeschi. Ah, ecco. I quali però vanno al Parlamento europeo e ti fanno la morale dicendo: voi che inquinate la terra, producete con quell'agricoltura italiana, fate schifo. I tedeschi, quelli del maiale a 3 euro, del maiale accudito a 3 euro l'ora dal siriano profugo, no? Quelli che ci danno, fanno la morale sull'accoglienza, buttano via 3 volte tanto cibo quanto gli italiani. Ma ti risulta che il Papa si sia arrabbiato per questo? No.
Per esempio, lo sai che i tedeschi hanno fatto questa cosa meravigliosa di spegnere le centrali nucleari, Già, di riattivare le centrali a carbone. già. E sai quanto pesano le centrali a carbone tedesche sulle emissioni europee? Quanto? Il 5%. Cioè loro hanno aumentato del 5% le emissioni europee per il semplice fatto che hanno riattivato le centrali a carbone. Però nessuno gli dice nulla, No. ovviamente. Rompono le scatole agli allevatori della pianura padana che sono responsabili, senti un po', lo sai di quanto è responsabile la zootecnia italiana? Se non sbaglio lo 0,1 può essere? Lo 0,7. Ecco. Capito? Allora, quando poi il Papa dice queste cose, tu che cosa devi pensare? Che è della partita pure lui. No, che diventi buddista. Sì, anche. Cioè non c'è un'altra strada. Però quello che mi fa specie è che lui ha trasformato, ha accreditato come vera la versione offerta dal ICPPD sulla causa del riscaldamento globale. Allora non c'è un problema di negare che le temperature stiano salendo, bisogna capire perché stanno salendo. E se è vero come è vero, e dicono tutti i climatologi un pochino meno ideologizzati, o se preferite non battezzati alla nuova ideologia, alla nuova religione di Benedetto, scusami, di Francesco, ti dicono una cosa molto semplice: gli andamenti climatici della Terra seguono delle sinusoidi cicliche e tu puoi fare quello che ti pare, ma non li riesci a fermare, perché ovviamente le forze in gioco sono incredibilmente più alte. Ma domanda, non ti viene in mente che il nostro benamato Francesco ha firmato quel protocollo d'intesa con la Cina qualche tempo fa per penetrare con la religione cattolica la società cinese, e i cinesi gli hanno detto: prego, si accomodi, però i cardinali li scegliamo noi. E non ti viene in mente che Francesco ha siglato quello straordinario accordo con i brasiliani per far sì che la Chiesa Cattolica riprenda possesso, diciamo così, delle missioni amazzoniche? E non ti viene in mente che in questo momento Zuppi, il cardinale di Bologna, nonché presidente della CEI, sta cercando di tessere questa tela della pace tra Russia e Ucraina passando via cinese? E allora, se è esistito il Qatar Gate, non potrebbe esistere un China Gate, atteso che chi sta guadagnando dall'allarme verde sono soltanto in due, gli americani per un verso e i cinesi per un enorme altro grande verso? Sì. Ma non sarà che Papa Francesco, da reggitore della Chiesa Cattolica e custode della fede cristiana e della tradizione, è diventato un influencer per i prodotti cinesi? O i ferragnoi? Già. Ecco, allora di fronte a questa roba qua, uno come me, come te, che si occupa di economia, spicciola, alza le mani, perché se l'ordine dei ragionamenti è questo, hai voglia tu a occuparti della Lagarde, degli affitti, degli espropri, dove vai? Da nessuna parte. Ti dichiari prigioniero, alzi le mani e hanno vinto. Ormai è una commedia dall'esito già scritto. Appunto. Quindi sai, è una partita che non vale la pena di giocare, o meglio, conviene iscriversi all'ANPI e fare i resistenti del clima, cioè non ce n'è un'altra strada, secondo me, no? Ma la cosa bestiale è che questo luogo comunismo ha talmente permeato le coscienze della gente che nessuno come dire, non ci sono comunità di fedeli che dicono al Papa: ma scusa, ma che cosa stai dicendo? Ma dove è scritta questa roba? Ma dov'è nella tradizione cattolica, nei Vangeli, nella Bibbia, nelle lettere degli Apostoli? Dov'è scritta sta cosa? Dove c'è? Dov'è? Questo parla come un capo politico, ragazzi.
Guarda, un sinodo per dire che gli vanno bene i matrimoni gay, che gli vanno bene le donne prete, che gli va bene tutto. Ma allora, se siamo sulla strada della secolarizzazione, cominciasse a cacciare almeno allo Stato italiano i soldi dell'IMU degli enti ecclesiastici, no? Che ci deve una paccata di miliardi. guarda, tra l'altro, parliamoci chiaro, almeno noi raccontiamocela, io ho cercato di spiegarla oggi in trasmissione. Il sinodo non è un organo che delibera, è solo un organo consultivo. Però nell'ottica e nell'economia di questo Papa, che va avanti per forzature senza che alcuno ribatta, perché peraltro non hanno il coraggio di ribattere o non trovano la sede per ribattere, tant'è vero che i dubbi avvengono da gente ormai fuori gioco, tipo appunto Joseph Ezenzekiun o il cardinale Burke. Cioè, alla fine della fiera lui com'è che ragiona? Io trasformo questo happening, perché ha ridotto il sinodo in un casinodo dei vescovi, ma non in un sinodo. Questo è il casinodo dei vescovi, dove c'è praticamente chiunque, manca solo Pippo Baudo che presenta, Casarin, veramente, mi chiedo. E voglio dire, a maggior ragione, a me sembra che questo è l'ennesimo tentativo di forzatura, perché lui deve far passare la sua visione e il suo modo di fare chiesa. Se facesse un concilio, ovviamente i nodi verrebbero al pettine e probabilmente molte delle sue presunte aperture o comunque molte delle sue sparate in un senso o in un altro non avrebbero diritto di cittadinanza, perché io credo che i padri conciliari gli voterebbero contro. Il concilio lo fai quando c'è un'ampia maggioranza che ti sostiene, che sostiene le tue riforme. Siccome lui lo sa che quello che offre è solo un modo per compiacere la Chiesa tedesca, che ormai è lontana dalla Chiesa di Roma, ed è un modo per cercare di commissariare quella americana, e indico questi due paesi perché, come tu mi insegni, sono i principali finanziatori della Chiesa Cattolica Universale, è chiaro che questo giochino è un giochino che va avanti fino a che c'è lui sul trono di Pietro. Il giorno in cui se ne va, probabilmente verrà eletto un altro che sarà di segno contrario. Io credo che sarà il tempo di Parolin o di qualcun altro. Io me lo auguro, mi auguro che tu abbia ragione. Anche se 91 cardinali li ha fatti lui su 137. Ha costruito un conclave a sua immagine e somiglianza, per la verità, ma comunque sì, un conclave pieno di sconosciuti, di gente che viene dal nulla, che chissà chi sono, tra l'altro. Per gente come noi, che è ancora residua nell'educazione cattolica che abbiamo ricevuto da bambini, nel conclave c'è sempre la speranza che lo Spirito Santo faccia il dovere suo, insomma. E quello sempre, se lo lasciano entrare. Lui ci entra, poi bisogna vedere se l'ascoltano. Vabbè, ho capito, però c'è una, che, diciamo, è un po' il VAR del conclave lo Spirito Santo. Sì. Come espressione. Ma dopo questa cosa sul Papa ce n'è un'altra che mi è rimasta qui, sempre apostolica. Dimmi. È la magistrata. Ma non tanto lei, non tanto neanche Salvini. A me quello che mi inquieta, apro parentesi, ho studiato giurisprudenza a Pisa. Il professore più a destra che c'avevo io era di lotta continua. Ecco. Chiusi parentesi. Nonostante questo, mi hanno sempre spiegato che la terzietà del giudice è sacra. Potrei pigliare qui tutti i carteggi di Piero Calamandrei e fare impallidire il CSM e la NANM, ma ciò che trovo insopportabile è che stasera io senta dire dal segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati: non è accettabile il giudizio sulla persona del giudice, si discutano le sentenze. No, tesoro. No. Ma quindi se io sono un giudice
e scrivo Carlo Cambi pezzo di merda e poi lo devo giudicare. E tu mi dici, mi scusi giudice, ma lei non è imparziale. È un giudizio che stai esprimendo su di me o sulla sentenza, Carlo? Ma soprattutto io che credibilità ho se ce l'ho con l'imputato? La domanda che mi viene da fare, metti che Matteo Salvini 1, querelasse un giornalista di un quotidiano di Catania. Sì. E questo giornalista finisce a giudizio dalla giudicia di cui sopra. Ecco. Leso Salvini, che probabilità ha di vedere riconosciuto il proprio danno? Secondo me molto basse. E la domanda è, ma se un paese come questo, che te sfila di tasca al 65% di quello che guadagni, ti fa fare 2 anni di attesa per una mammografia se c'è il cancro, ecco, ti manda a processo con dei giudici che fanno le cose che fanno, ti fa studiare i figli in scuole che ti cascano in testa, che diritto ha di chiederti le tasse? Già. Perché sai, ora io ritorno a fare il giornalista economico, leggevo con buona pace del nostro amato governo il decreto che ha convertito in legge oggi e mi vengono i brividi. Cioè ci hanno detto che tassavano le banche, e già questa è una follia dal punto di vista del mercato, perché avevano fatto gli extra profitti sugli interessi. Poi vai a leggere il testo e il testo è di fatto una ricapitalizzazione forzosa delle banche. Bene. Poi ti dicono abbiamo messo il bavaglio alle compagnie aeree. Vai a leggere il testo e nel testo c'è scritto che semplicemente non possono utilizzare l'algoritmo per profilare il cliente e non possono vendere i biglietti troppo cari nelle zone considerate di pubblica utilità, in un paese che si è dimenticato di ordinare la continuità territoriale con Sardegna e Sicilia. Il signor Onorato, gestore della Mobiline e della Tirrenia, non ha più vincolo con i traghetti e la continuità territoriale verso la Sardegna. Ecco. Allora la domanda è, il signore della Ryanair, perché dovrebbe lui assicurare la continuità territoriale se un'ex compagnia di navigazione statale, finita giustamente in mano a un operatore, non è più soggetta al vincolo della continuità territoriale? Perché? Esatto. E un'altra cosa, il caro tassisti, le file, aumentiamo del 20% le licenze dei taxi in quelle città metropolitane dove c'è anche l'aeroporto. Ma stiamo scherzando? Cioè, facciamo il mercato modulare a secondo di dove sei, vale una legge piuttosto che un'altra? Delle due l'una, o le licenze dei taxi sono libere per tutti o le licenze dei taxi rimangono strette per tutti. E altra domanda, come fai oggi, facendo cedere la diga del fatto che le licenze dei taxi che avevi dato le ritenevi opportune e dicendo che tu, Stato, hai diritto di, verso l'Europa, hai diritto di fissare i tetti che ti pare a te, poi sbrachi sui taxi? E come fai ad andare a dire ma io le licenze dei balneari, le concessioni dei balneari non le rimetto a gara? Bella domanda. Cioè,
ho come l'impressione, ma te ne faccio un'altra di osservazioni. Allora, l'Ilva di Taranto pare, l'ex Ilva di Taranto pare che debba essere ricapitalizzata per la 50ª volta, non si capisce. Gli ucraini dell'Azovstal stanno comprandosi Piombino. Le acciaierie di Terni non si capisce che fine fanno. In compenso c'è tutto un casino per una enorme acciaieria che dovrebbe nascere in Friuli. Morale, tutte quelle che erano le acciaierie IRI vanno malissimo, la Marcegaglia fa il boom di utili. C'è qualcuno che al ministero di Urso e anche a quello di Giorgetti che ci vuole mettere mano seriamente a sta roba? E poi domando, ma perché della acciaieria di Taranto si deve occupare il ministro Fitto, che ha un problema di deleghe sui rapporti con l'Europa? Esatto. Cioè, mi pare che stiamo vivendo in questo momento una situazione di massima confusione. Carlo, 30 secondi e torniamo subito. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci qua, Carlo. Ma insomma, e questa è una carrellata delle cose che sono emerse oggi. Vorrei sentire da te, Antonino, qualche provocazione e anche dai nostri amici in linea, le nostre amiche, cioè fateci domande. E allora, insultateci. 0292947222, abbiamo ancora 7-8 minuti circa, potete intervenire. Ma Carlo, guarda, io onestamente dopo quello che ho visto oggi non ho molto da aggiungere. Io penso, l'ho detto, la Chiesa Cattolica, se smette di essere un'autorità morale, è finita. Cioè diventa solo una grande onlus, una grande ONG che ogni tanto parla di un Dio che sì, ti vuole bene, qua e là, però la cosa più importante è che non deve inquinare, se no Dio si incazza. E anche se si incazza, però poi c'è questo perdono per qualsiasi cosa tu faccia e va bene così. Non lo so, io francamente non riesco a capire dove voglia andare a parare questo pontificato. Credo che abbia abbondantemente esaurito la sua spinta propulsiva, credo che non abbia più delle idee da esprimere e credo che forse a questo punto sarebbe più opportuno pigliare e dire: ragazzi, io quello che avevo da fare l'ho fatto, mi dimetto e me ne vado, perché dopo Ratzinger sappiamo che un papa si può dimettere. Quest'uomo, questo Santo Padre, a dicembre compierà 87 anni, 87 sono quasi parenti di 90, ingravescente metate, e mi pare che qua sta ingravescendo assai. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro di Reggio, Ciao, ciao dici. Antonino, ciao Cambi. Riguardo al PNRR, hanno stanziato 64 miliardi per la digitalizzazione completa dell'Italia. C'è uno studio del Politecnico di Torino che ha detto che per digitalizzare l'intera Italia servirebbero 650 gigabyte di corrente elettrica. Tieni conto che tutti i giorni in Italia ci sono due picchi, uno alle 8 del mattino di 60 gigabyte e uno alle 8 di sera di altri 60, è arrivato a 65 gigabyte, e poi dalle 8 di sera alle 8 del mattino successivo c'erano altri 30 gigabyte. A questo punto qua, visto che noi sono 20 anni gli abbiamo dato 200 miliardi di contributi e hanno prodotto alla bellezza di 27 gigabyte, io ti voglio dire, dove diavolo vogliamo andare con l'elettricità? Tenuto conto anche di una cosa, che negli ultimi 10 anni dalle miniere del Cile, di dove lo estraggono
il rame è calato del 50%, faceva 55.000 tonnellate estratte 10 anni fa, adesso è a 28, presumono che nel 2030 saranno 14 o 15. Con cosa cazzo le fanno le macchine cinesi? E dato che poi oltretutto ci fregano anche il rame lungo le ferrovie o a Reggio Emilia. Ciao Carlo. A me fa morire perché lui è bravissimo, ha queste iperboli meravigliose ed è veramente così. Ma allora fammi dire una cosa: l'avete sentita la boiata che in ogni talk show televisivo vi ripetono che con le rinnovabili risolviamo il problema dell'energia? Mamma mia. Allora, noi in Italia, che siamo forse uno dei paesi più virtuosi da questo punto di vista, abbiamo meno del 35% della domanda coperto da rinnovabili. Per arrivare agli astrusi target europei, benedetti dal Papa, dovremmo installare 70 gigawatt di potenza di rinnovabili da qui al 2030. Sai quante ne installiamo all'anno? Quante? 0,7. Benissimo, perfetto. Carlo. Allora, la domanda sorge spontanea. Tu dici che è il Papa, io invece ho un'altra idea. Che qui qualcuno sta chiesa se l'è comprata. Ed è una prospettiva orrenda. Ed è una prospettiva orrenda. Sì, perché non c'è motivo al mondo. Cioè, quando mai un depositario di una religione universale, che conta ancora, credo, 1 miliardo e mezzo di fedeli, a occhio e croce, no? Più o meno. Esatto. Utilizza l'espressione siamo al punto di non ritorno. E allora la fede a che mi serve? Appunto. E allora quando io sto per morire, che sono al punto di non ritorno, tu Papa come fai a dirmi no, tranquillo, perché vai in una dimensione migliore? Le due cose non stanno insieme, Antonì. Cioè tu mi prometti il mio riscatto di uomo non su questa terra, ma nella prossima vita. Certo. E mi induci a un comportamento, certo di peccatore, perché nessuno di noi è senza peccato, ma che stia dentro quell'alveo di fede e etico e morale, perché così guadagno riscatto nella vita vera, che è quella che mi prometti dopo che il corrompimento del corpo si è compiuto, e oggi mi dici, da sommo pontefice, che ti interessa il punto di non ritorno terreno? Il mio punto di non ritorno è se la promessa che mi hai fatto che Dio mi accoglierà nel suo grembo è una bugia. Esatto. E allora se tu mi fai questo discorso, devo pensare che tu dubiti che quello che mi hai raccontato, e cioè che esiste Dio, e cioè che esiste il riscatto, e cioè che esiste il perdono, e cioè che esiste la vita eterna, è una bufala. Non so se l'hai considerato da questa prospettiva. No, non l'avevo considerato, ma così diventa atroce, detto tra noi, diventa pericoloso e atroce. E non vedo comunque gli imam musulmani dibattere di questo il Dalai Lama. C'è un'altra telefonata, Carlo. Prego. Pronto? Antonino Danna e Carlo Cambi, due Ciao, grandi Nando. giornalisti che però oggi mi sembrano un po' carenti di fonti. Non voglio insegnarvi il mestiere, ma un giornalista quando parla delle cose dovrebbe risalire alla fonte. Vi do una dritta, ragazzi. Sono solo 5 versetti, bisognerebbe leggere tutto il capitolo 17 e 18, vi leggo solo i primi 5 versetti.
Allora uno dei 7 angeli che hanno le 7 coppe mi si avvicinò e parlò con me. Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta coperta di nomi blasfemi, con 7 teste e 10 corna. La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose, di perle, teneva in mano una coppa d'oro colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e gli abomini della terra. Leggetevi tutto il capitolo 17 e tutto il capitolo 18 dell'Apocalisse, date un'occhiata anche alle lettere di Paolo ai Tessalonicesi e ai Corinzi e forse capirete cosa sta succedendo oggi in Vaticano, ragazzi. La fonte vera è quella lì. Ciao. Grazie. Faremo un'esegesi di queste fonti. Speravo come avrebbe detto un tifoso della Roma quando si è ritirato Totti, speravo di morire prima. Lo speravo anch'io. Cari amici di Radio Maria, stasera parleremo dell'Apocalisse e allora tutto il comunismo... No, niente, scusa, mi stava partendo Padre Livio, che salutiamo. Che salutiamo, sia chiaro. Però è una prospettiva interessante, infatti va approfondita. Ha ragione il nostro ascoltatore. Rimane il fatto che anche se gli dai un supporto teologico o comunque se vuoi un supporto biblico, le affermazioni del Papa sono totalmente in contrasto con la promessa di riscatto della vita eterna affidata ad ognuno dei credenti. Fate un po' come vi pare. Esatto. Può essere che mi sbaglio e sono pronto. Io poi mi occupo dei soldi, mi occupo delle cose che va date a Cesare. Ecco, non capisco perché lui continua a occuparsi di Cesare quando quello gli ha detto chiaramente: dai a Cesare quello che è di Cesare e dai a Dio quello che è di Dio. Lui dovrebbe occuparsi di quello che è di Dio, non di quello che è di Cesare. Ma andiamo avanti. Decisamente. Senti Carlo, allora noi siamo in chiusura. Un'ultima cosa, Antonietta Rubinici ci scrive sulla pagina Facebook: caro Cambi, vallo a dire a un mio amico che con un gruppo di volontari va ogni anno a insegnare e portano giù ogni anno pompe nuove perché gli africani non intendono darsi da fare neppure per mantenere in funzione quelle che ci sono. Chiudiamo con i pozzi africani. Hai ragione, allora. però c'è un piccolo problema, che se tu non li vuoi vedere arrivare in massa qua, bisogna che continui a fare lo sforzo di tentare di abituarli a lavorare là. Esatto. Giusto? Oppure fai come fanno i tedeschi, paghi Sant'Egidio perché li aiuti a casa nostra. Complimenti al governo di Berlino. Beh, che ha già fatto poi la stessa cosa con Erdogan, un fiore democratico, no? Che poi dopo quando si tratta degli armeni sappiamo come si comporta, lasciamo perdere. Esatto. Carlo, io ti devo ringraziare. Un abbraccio, ciao a tutti, ci sentiamo mercoledì e vivete bene, che è l'unico modo che avete per vendicarvi. Ciao. Ciao, un abbraccio, grazie. Qui Parlamento. Avete ascoltato Ufficio Cambi. Qui Parlamento. E abbiamo con noi l'onorevole Barabotti. Buonasera. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Onorevole, allora, come va col mondo degli asset in questi giorni? Soprattutto cosa state facendo alla Camera su questo tema? Beh, diciamo che abbiamo approvato quest'oggi alla Camera la conversione di un decreto che prende vita ad agosto sulla scorta del grave rigonfiamento dei prezzi dei viaggi aerei e quindi la prima norma di questo decreto è quello che impedisce alle compagnie aeree di gonfiare eccessivamente il prezzo dei biglietti aerei con quegli algoritmi impazziti che abbiamo visto portare a costi veramente eccessivi i trasporti dal nord al sud o dal sud al nord del paese. Poi nel decreto asset ci sono diverse misure che riguardano ad esempio
economiche. Ad esempio l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, grazie al Ministro Giorgetti, vengono stanziati oltre 2 miliardi di euro per consentire al nostro Paese di prendere parte a un'operazione guidata da KKR per l'acquisto della rete di telefonia e di banda larga che oggi è in possesso di Telecom Italia Mobile. Quindi l'Italia, a tutela delle sue infrastrutture strategiche, interviene grazie al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi abbiamo all'interno di questo decreto abbiamo anche ora delle norme economiche che riguardano i grandi investimenti esteri che vogliono venire a portare ricchezza e lavoro sul nostro territorio, quindi norme di semplificazione per i grandi investimenti esteri. E allo stesso tempo abbiamo delle norme che vogliono scoraggiare le delocalizzazioni selvagge, perché se è vero che noi vogliamo anche investimenti stranieri sul nostro territorio, però non vogliamo chi viene sul nostro territorio con atteggiamenti predatori, e quindi se usufruisci di contributi dello Stato pagati dalle tasche dei cittadini italiani, ti obblighiamo a rimanere in Italia almeno 10 anni. Ma non solo, ci sono provvedimenti anche legati al mondo dell'agricoltura, perché esatto, sì. Voi sapete c'è una malattia della vite che sta colpendo diverse produzioni di eccellenza, e quindi i viticoltori hanno avuto problemi con questa malattia della vite. In alcune regioni quasi il 70%, per alcune aziende il 70% della produzione quest'anno se n'è andato purtroppo e non sarà disponibile, quindi interveniamo con 7 milioni di euro grazie a un emendamento della Lega. Poi ci sono interventi per semplificare la gestione del bosco, perché la troppa burocrazia rendeva impossibile agli operatori della silvicoltura intervenire per tagliare, ma non solo tagliare, anche gestire il bosco. Quindi anche lì avanti con le semplificazioni per dare, per evitare che le nostre aree rurali siano da questo punto di vista ingessate o penalizzate rispetto alle altre aree del paese. E ancora abbiamo depenalizzato un reato. Voi direte, abbiamo depenalizzato quale reato? Allora, voi dovete sapere che a causa di un regolamento europeo i cacciatori italiani, sorpresi a passeggiare in una zona umida con le cartucce nello zaino, nella cartucciera, senza sparare un colpo, rischiavano il processo penale. E perché, scusi? È perché praticamente la Commissione europea, atteso che il piombo è un materiale praticamente inquinante, vuole limitare quanto più possibile il suo utilizzo per la caccia. Ma legata al piombo non c'è solo la tradizione dei cacciatori italiani, ci sono anche dei comparti produttivi importantissimi per il nostro territorio. Uno fra tutti ad esempio quelli insediati in Lombardia, nella Val Tronte, ora faccio un esempio. E noi abbiamo depenalizzato questo reato che quindi non sarà più punito in processo penale, e ci è parsa una norma di buon senso. Siamo poi intervenuti anche nel trasporto pubblico locale per il problema della mobilità urbana. Abbiamo visto quest'estate, in concomitanza con importanti flussi turistici, le nostre città ingolfarsi, e quindi diventava impossibile muoversi all'interno soprattutto dei grandi centri, e abbiamo realizzato delle norme che consentono ai comuni capoluogo di aumentare le licenze di taxi sul loro territorio, e avviamo anche delle procedure sperimentali per consentire delle licenze temporanee per guidare i taxi e quindi aumentare il servizio. Da questo punto di vista, poi magari mi fermo così se vuole mi fa una domanda, da questo punto di vista noi abbiamo nel corso del dibattito parlamentare affermato un principio sacrosanto, perché la sinistra vuole demonizzare i tassisti, non solo la sinistra, tanti giornali e giornalisti di sinistra, perché vogliono aprire il mercato del trasporto pubblico nel nostro paese alle grandi piattaforme multinazionali. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto notare come i tassisti
siano non parte del problema. I tassisti sono parte della nostra soluzione. E quindi difendiamo i tassisti che lavorano seriamente, che lavorano per garantire un servizio pubblico, e allo stesso tempo riconosciamo che il problema non sono i tassisti quanto le politiche di sinistra che restringono la circolazione a taluni mezzi all'interno dei ATL, che in modo ideologico gestiscono il trasporto pubblico locale, con scelte che non sono lungimiranti e non sono guidate dalla programmazione. E poi, insomma, quindi un decreto che contiene al suo interno tante norme, tutte funzionali a rilanciare l'Italia, a migliorare la qualità della vita, dei trasporti, della nostra economia. Una importantissima, scusi che avevo dimenticato, la tassazione degli extra profitti, banche. Certo. Noi per la prima volta nella storia, preso atto che le banche hanno maturato extra profitti grazie al rialzo dei tassi determinato dalla Banca Centrale Europea, abbiamo detto fermi un attimo, ma qua i tassi dei soldi che le famiglie prendono in prestito si alzano, ma i tassi legati ai depositi che le famiglie hanno presso le banche non si alzano. Quindi in questa differenza, in questo delta, siamo andati a tassare questi extra profitti e ricaveremo risorse per implementare le politiche pubbliche, o comunque consentiremo alle banche di utilizzare gran parte di questi extra profitti per capitalizzarsi di più e quindi rendere il nostro sistema bancario il più solido d'Europa, un momento così complesso come quello che stiamo attraversando. Onorevole, senta, noi siamo in chiusura, le pongo solo una domanda: qual è il prossimo dossier scottante sul quale ci vorrà il massimo impegno della maggioranza in Parlamento, o quantomeno dei deputati della Lega, secondo lei? Io credo che la prossima grande opportunità per il nostro Paese sia data dal testo di legge sul Made in Italy. Il Presidente della Commissione Attività Produttive, Industria e Turismo, Alberto Cusmeroli, e il gruppo della Lega lanciarono all'inizio della legislatura un'indagine conoscitiva su Italy. Questa indagine conoscitiva ci ha portato ad ascoltare in audizione migliori eccellenze del nostro Paese, da nord a sud, che si tratti di turismo, che si tratti di manifattura, che si tratti di alimentare. Ecco, la Commissione si è fatto un quadro completo e sulla base di questo lavoro il Governo ha approvato una serie di norme che servono proprio a valorizzare il più possibile il nostro Made in Italy. Quindi la Commissione presto sarà al lavoro su questo testo di legge, continueremo ancora l'ascolto delle categorie e questa è, secondo me, la più grande opportunità in un anno di governo, la più grande opportunità per il nostro sistema produttivo e le nostre aziende. Onorevole, la ringrazio molto, al piacere di risentirci presto allora. Grazie a voi, grazie alla Radio Libertà e agli ascoltatori. Grazie, buonasera. Sigla. Qui Parlamento. Abbiamo finito per questa sera, bella gente. Ci ritroviamo domani alle 17:30, chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Noi ci salutiamo con una bella canzone, stasera si balla. Blondie, Heart of Glass, Cuore di vetro, 1979. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time